Il 3 febbraio a Pescul, sulla neve della Val Fiorentina, in una mattinata molto fredda ma illuminata da un magnifico sole che ha esaltato la splendida cornice dolomitica, si è svolto il penultimo appuntamento stagionale del Grand Prix Lattebusche circoscrizione Belluno Bassa. Uno slalom speciale per baby e cuccioli impegnativo e selettivo che ha fatto emergere i migliori interpreti del circuito. Oltre all'aspetto puramente agonistico, ovviamente molto importante, è stata come sempre anche un'occasione di festa e convivialità per figli e genitori. Tra gli sci club, grande successo del Ponte nelle Alpi di misura sul Trichiana e a seguire il Val Fiorentina. Nelle specifiche gare, vittoria di Gaia Gasperin dello slalom ski per la categoria baby femminile, Mattias Manfroi del Val Fiorentina nella categoria baby maschile, Alessandra Soccol sempre del Val Fiorentina nella categoria cuccioli femminile e Giuseppe Tonello del Ponte nelle Alpi nella categoria cuccioli maschile. Una nota di merito allo Sci Club Trichiana, che ha ottimamente curato l'organizzazione dell'evento sportivo. E arrivederci al prossimo appassionante appuntamento. Classificata De Bortoli Benedetta dello Sci Club Trichiana col tempo di 46,03. Al quarto posto Esposito Simona dello Sci Club Ponte nelle Alpi col tempo di 45,11. Al terzo posto Monico Martina dello Sci Club Val Fiorentina con il tempo di 45,01. Attenzione, seconda classificata De Bona Giulia Sci Club Trichiana con il tempo di 44,37. Posto più alto del podio, al primo posto abbiamo Gasperin Gaia dello Sci Club Slalom Ski con il tempo di 39,57. Grazie, un applauso a queste atlete bravissime.
categoria baby maschile. Al quinto posto Cibien Matteo, Sci Club Ponte nelle Alpi, tempo 40,86. Al quarto posto, per solo un centesimo, Tranquillin Pietro dello Sci Club Vallata Feltrina, tempo 40,85. Terzo posto è Crepaz Alessandro, Sci Club Barabba, tempo 40,07. Secondo posto per Comiotto Manuel dello Sci Club Trichiana con il tempo di 40 netti. Al primo posto Manfroi Mattias della Val Fiorentina, il suo tempo di 38,76. Categoria cuccioli femminile, partiamo con la quinta classificata, Cappellini Vittoria dello Sci Club Barabba col tempo di 38,75. Quarto posto Peninka Elen dello Sci Club Vallata Feltrina col tempo di 38,43. Al terzo posto Oliveri Matilde, Sci Club Trichiana, tempo di 38,26. Al secondo posto De Carlo Eleonora dello Sci Club Ponte nelle Alpi con il tempo di 38,05. Prima classificata Soccolla Alessandra, Sci Club Val Fiorentina, tempo 37,57. Un bel applauso. Premiazione dell'ultima categoria dei cuccioli maschile. Al quinto posto Denin Filippo dello Sci Club Ponte nelle Alpi,
con il tempo di 39:11. Al quarto posto Moro Manuele, cicloelettrichiana, tempo 38:88. Terzo posto Dalla Libera Thomas, ciclo Ponte nelle Alpi, con il tempo di 38:76. Attenzione! Secondo classificato Comiotto Michael, cicloelettrichiana, tempo di 37:14. Il gradino più alto del podio è di Tonello Giuseppe, ciclo Ponte nelle Alpi, con il tempo di 36:48. C'erano 16 sci club partecipanti alla gara, ve li leggo in sequenza: 16esimo lo Sci Club Tambre, 15esimo l'NTI, 14esimo Frassenè, 13esimo Neregal, 12esimo Feltre, 11esimo Crocedaune, 10° Valbiois, 9° Val Zoltano, 8° Alleghe, 7° Vallata Feltrina, 6° Limana, 5° Slalom Ski, 4° Arabba. Il terzo classificato è la Val Fiorentina, Sci Club Val Fiorentina, con 366 punti. Foto di rito di tutti gli atleti della Val Fiorentina. Secondo classificato lo Cicloelettrichiana con 538 punti. Attenzione ragazzi, attenzione, tenersi bene, non perdere l'equilibrio. Stringetevi tutti quanti, altrimenti il primo non ci sta, non c'è posto per il primo. Stringersi ragazzi, stringersi. Lasciamo lo spazio in mezzo, Primo classificato Sci Club Ponte nelle Alpi con 593 punti.